amici bellini, è un Santo Stefano pazzesco, quindi io mi faccio... Perché poi Santo Stefano si festeggia? Me lo dovreste dire voi nei commenti. Oggi parliamo di mercato, un video che va a seguire quello che avevamo anticipato 2 giorni fa, un giorno di riposo, perché Fabrizio Romano ci dà dei nuovi dettagli per quanto riguarda Maino, perché poi si potrebbe chiamare invece di Maino, vediamo come si fa. La questione degli infortuni, che non c'è sicurezza su quando tornano, poi magari un altro contenuto bonus a fine video. Cominciamo. E visto che non mi escono più i nomi, io idealmente abbraccio tutti voi, spero che abbiate passato delle buone feste, i nuovi iscritti, grazie, benvenuti sul canale. Volevo però dedicare, su un paio di giorni che volevo dedicare un video all'amico Peppe, uno dei nostri amici bellini abbonati, e nello specifico insomma è bello che in un momento particolare dedichiamo proprio la vittoria della Supercoppa a Luca Manzi e alla pizzeria Miramonti. Ci tenevo a fare questa cosa. Voi potete lasciare un like per gli approfondimenti. Adesso vediamo se... Ricordatevi che io quando parlo di approfondimenti io non porta pena, nel senso che io cerco le notizie, ma non è colpa mia se succedono queste cose, ma ognuno legga le mie parole come vuole, insomma non c'è nessun problema. Allora, volevo spostarmi perché dall'analisi tattica io sto laggando un pochino perché tengo 2 pagine aperte. Allora facciamo così: partiamo da questa pagina qua, che è la più pesante, perché la questione degli infortunati leggo un po' di non dico di confusione, ma di ottimismo sfrenato o terrorismo psicologico. No, non l'ho scritto io questo articolo, vorrei solamente capire insieme a voi quando tornano gli infortunati, perché molti dicono non abbiamo bisogno di fare mercato, torna De Bruyne, torna Gilmour, torna Anghissà e stiamo a posto. Sì, però quando tornano, per capirci? E vediamo, questo è goal.com, quindi non dovrebbe essere niente di così. Quando torna Lukaku, loro già dicono è infortunato solo per modo di dire, poi aggiungono però che Conte ha detto in questo minuto non ha neanche minuti nelle gambe. La questione Lukaku è una questione di stato di forma. Io vi posso garantire che insomma che non va in panchina altrimenti solamente per fare il leader. Secondo me può giocare dei minuti, può fare degli spezzoni. Ero convinto che se la finale fosse andata insomma in bilico fino alla fine, magari Conte l'avrebbe anche buttato dentro, però iniziare dall'inizio non credo. Penso che in situazioni di emergenza si possa buttare nella mischia, però lo stato di forma di un Lukaku che deve fare tutto quello che sta facendo Højlund in questo momento, per me ci vuole ancora un mese, secondo me, non ne ho idea, secondo me ci vuole ancora un mesetto per cominciare a vedere quello che poi tiene alle spalle il difensore sicuramente, ma poi si può girare velocemente e partire e fare gli scambi. Tutto quello che Højlund, grazie a Dio sia ringraziato, e ci sta facendo vedere, e speriamo, insomma, mettiamolo sempre nella teca protettiva dopo ogni partita. Poi, situazione Anghissà, ci avevano detto dai 2 ai 3 mesi, quindi già c'è un mese di potrebbe tornare prima, potrebbe tornare dopo, insomma si parla di inizio febbraio per rivederlo a disposizione, prima allenamento poi partita, quindi facciamo una media metà febbraio. Per quanto riguarda De Bruyne, che insomma avete detto, no, non avete detto qualcuno, perché io poi leggo i vostri commenti, ho detto che dobbiamo vendere De Bruyne. Se ho detto così va bene, io sono in lacrime, il titolo è Ho paura, perché io non ce lo siamo goduti abbastanza. Io voglio che torni e faccia un finale di stagione entusiasmante, magari più vicino alla punta, per vedere se ci può dare anche qualche sfizio, qualche assist, qualche gol, qualche screamer. Lo spero con tutto me stesso. E poi io credo che De Bruyne voglia giocare, perché ritornare in forma ed allenarsi in vista del mondiale senza giocare credo che non sia ideale. Quindi tornerà quando tornerà, secondo me con grande stimolo. Era solo un problema di riusciamo poi a farlo per la questione del blocco del mercato, ma vediamo come ci vogliamo muovere. Quindi per De Bruyne si parla marzo, quindi ancora più in là. Meret non torna
per la Cremonese, appuntamento al nuovo anno, quindi in casa della Lazio, forse lo possiamo rivedere tra i convocati. Anche qui frattura del piede, insomma anche questo significherebbe poi i primi rinvii farli insomma con un pochino di non dico che torna e resta il secondo di Milinkovic, però pure là ci vorrà un po' di tempo secondo me per vedere un po' di alternanza. Poi c'è da dire anche che nelle ultime partite in cui era anche disponibile Conte aveva scelto Milinkovic-Savic, ricordiamo. Gilmour, Olivera e Beukema, di cui nessuno si ricorda. Per Gilmour ci dicono inizio febbraio perché si è operato, non è cosa da niente. Olivera problema al polpaccio e Beukema trauma contusivo. Ci rispostiamo perché sto laggando a bestia, perché sono dei sitacci pieni di pubblicità, e non mi dite usa l'adblock perché quando lo uso comunque l'adblock deve lavorare e comunque si blocca lo stesso. E andiamo nella situazione per capire, ma ci serve proprio il mercato? Abbiamo bisogno? Secondo me sì, però è una questione di non sovraccaricare poi questi due che come vedete sono solinghi in questa situazione. Vedete, ho messo in panchina quelli agli estremi, quelli che possono tornare insomma a breve, Meret, Lukaku, poi abbiamo Olivera e Beukema, in mezzo i tre che sono più, come ha detto Conte, i lungodegenti, Gilmour, De Bruyne e Anguissa. Facciamo conto che tornano proprio il più presto possibile, il 1° febbraio sono a disposizione, e voi non avete, adesso vi faccio vedere quante partite teniamo a gennaio, che mi fa pensare se si potesse fare, mai no, facciamolo, no mai, ma subito, il più possibile. Vania Contini in porta, questa è la situazione al momento. Di Lorenzo, Solingo, spostato Braccetto, che però abbiamo visto con le posizioni medie fa quasi il terzino, quindi un nuovo, il modulo è lo stesso degli ultimi tempi ma con un nuovo assetto un po' più offensivo, con la presenza di Politano qua, e quindi Di Lorenzo, Politano, Neres è una bella catena più offensiva, Neres che poi finisce sotto punto. Queste cose le abbiamo viste, le sappiamo, sono bellissime, è bello ripeterle, però le sappiamo. Rachmani con Marianucci, anche lui protagonista di voci di mercato, si è parlato mi pare di Torino, ha pochissimo spazio da parte di Conte, però il problema è che Marianucci non ti libera nessuno spazio in lista, quindi mandarlo, sì, potresti mandarlo a giocare, avrebbe forse senso per mandarlo a giocare, per vederlo crescere. Se va in una squadra dove diventa titolare, bene per lui, bene per noi, però con questo assetto che stiamo utilizzando a 3 è vero che torna Beukema, ma perderne un altro non lo so, perché in questo momento Juan Jesus è diventato tra virgolette titolare di quel ruolo, con Buongiorno che scalpita. Rachmani non ha sostituti in questo momento, deve tornare Beukema ovviamente, però non lo so se ha tanto senso svuotare questa situazione qua. Se invece lo vendi e trovi un'altra soluzione, ma non stiamo sentendo, se l'anno scorso sentivamo il nome di Danilo, di Comuzzo eccetera eccetera, quest'anno non stiamo sentendo nomi che non siano mai no, quindi non me lo aspetterei. Comunque vediamo. In difesa, o meglio sugli esterni, abbiamo Gutierrez e Spinazzola, Politano e Mazzocchi che ogni tanto sta facendo qualche minuto. Mazzocchi è un altro di quelli candidati, quando si dice chi può vendere il Napoli per sbloccare il mercato, si parla di questi, si parla di Mazzocchi, si parla di Lucca e si è parlato di Marianucci. Solinghi, solitari, Lobotka, McTominay, io insisto quanto è bello McTominay, che sta facendo un campionato ancora più difficile di quello dell'anno scorso, arretrando di nuovo e con grande mentalità e sacrificio sta facendo un lavorone. E mi piace sottolineare che questo Lobotka qua smentisce anche le frasi fatte del calcio. Lobotka non può giocare a 2, ma chi ve l'ha detto? Sta giocando in maniera esemplare anche a 2 col doppio mediano, non ha nessun problema. Il problema è se poi le deve fare tutte per 90 minuti, entrambi se le devono fare tutte, potrebbe darci dei problemi. Come sappiamo Vergara è una possibilità, adattato in questa zona, anche se lui si sente più fantasista, più sottopunta, anche esterno a destra. Conte è un po' reluctant e riluttante si dice, credo, nel metterlo là. Preferirebbe utilizzare forse un Elmas per far rifiatare uno tutti e due, ma Elmas in questo momento sta facendo rifiatare Lang perché evidentemente ti garantisce equilibrio, ti garantisce dinamismo non solo sulla fascia ma anche per vie centrali, un po' di sapienza tattica del jolly macedone, e questo lo sta portando a guadagnare più minuti su Lang. In attacco è la solita storia, perché Højlund è praticamente inamovibile, Ambrosino gioca a 0 e qualche minuto se lo fa nei finali di partita Lucca, con Neres che in questo momento è l'MVP del Napoli, che
che spacca le partite, fa dei movimenti che mettono in crisi le difese avversarie. Quindi se la situazione è questa per un mesetto, se si potesse fare io farei. Non vorrei andare troppo, perché adesso noi abbiamo gli occhi pieni di gioia di un Napoli fortissimo, che performante, che funziona alla grande, però non dobbiamo dimenticare i momenti in cui in maniera naturale e fisiologica si accumulano le fatiche e può succedere una partita meno brillante, per esempio di McTominay, e quello avviene se non hai mai modo di staccare la spina, di saltare anche una mezz'oretta di partita. Ecco perché, se si potesse fare, si dovrebbe secondo me fare proprio in questa zona qua, la zona dei solinghi, perché la zona dei solinghi poi quando sarà però se non si fa subito, perché il problema è proprio questo, e andiamo a leggere gustandoci da quest'altra parte, il discorso Lucca è effettivamente complicato. Bisognerebbe poi anticipare i tempi del riscatto per poi venderlo. Servirebbe una squadra veramente innamorata a tal punto da Lucca da scatenare tutto un giro di mercato particolare. Io credo che se poi il Napoli non è convintissimo del ritorno di Lukaku a pieno regime subito, io penso che il discorso Lucca si possa sbloccare più verso la fine del mercato che non all'inizio, che è un po' il discorso che si fa per Mainò, e ci arriviamo. Ha subito un leggero infortunio, ok? Roba da poco, il Napoli ha chiamato, dice tutto a posto, come stai ragazzo? Però il problema è l'infortunio di Bruno Fernandes, che è un po' più lungo. Ecco perché il Manchester United non vorrebbe privarsi di Mainù, perché poi ti servono i centrocampisti. Non so come sta messo il Manchester United, ma quello che ci dice Fabrizio Romano è questo, è che la stessa Coppa d'Africa che toglie dei giocatori al Manchester rallenta un po' le operazioni in uscita, come quella che possono essere Mainù e lo stesso Zirkzee per la Roma. E Romano insiste su quello che ci diceva anche per Darwin Núñez. Ricordate, testuali parole di Fabrizio, diceva: Darwin Núñez ha accettato il Napoli, lui è convinto di andare, però si devono trovare le offerte con il Liverpool eccetera eccetera, e non si trovò. In questo momento il Manchester sembra che voglia fare semplicemente un prestito, o un prestito secco, o magari col diritto non obbligo, perché vorrebbero trattenere insomma il cartellino del giocatore e non lasciarlo andare, come hanno fatto con altri giocatori. Forse sono rimasti un po' scottati anche loro dall'esplosione di alcuni giocatori che poi lasciano andare a cuor leggero. Vedi, eppure lo stesso Amorin ne parla, dice deve solo aspettare la sua occasione, tutto può cambiare nel calcio, se non stiamo prendendo qualcuno è difficile lasciarlo partire, siamo a corto di giocatori. Questo vale il discorso di Marianucci per noi, per capirci. Ecco Fabrizio che ribadisce il discorso del prestito secco, prestito con diritto e contro riscatto. Il Napoli continua ad esserci e lavora per il giocatore, l'operazione dipende solamente dal Manchester United. È bella la notizia di Sky Sport, dice il fatto di Marianucci. Torino, loro dicono Cagliari, prestito e Cremonese addirittura, da capire cosa potrà accadere nelle prossime settimane. Beh, bellissima come cosa. Quindi questa è la situazione. Potete lasciare il like finale. Non si fanno altri nomi in entrata, non ce ne sono, il che è anche naturale se il blocco effettivo entra in atto e quindi il Napoli non si può muovere. Però il Napoli sappiamo che potrebbe muoversi se qualcosa va in uscita, a quel punto puoi con il saldo zero comunque muoverti sul mercato, però è la condizione. Ecco perché gli infortunati secondo me dettano molto delle decisioni che può prendere il Napoli. Lasciare andare Lucca se non sei sicuro che Lukaku è già al 100% è complicato, perché resti solamente con Højlund e Ambrosino, diventa difficile. Facevo un calcolo delle partite che abbiamo a gennaio, no? Ovviamente finisce dicembre con la Cremonese, poi c'è un po' di tempo per respirare perché 28 per la prossima partita è il 4, però abbiamo 4, 7, 11 Lazio, Verona e Inter. Dopo l'11, 14, 17 Parma, Sassuolo. Poi si va il 20 a Copenaghen. Discorso Copenaghen, loro finiscono la stagione, vanno a fare il ritiro, stanno freschissimi, riposati. Speriamo, come tutte le cose ci sono due lati della medaglia, che perdono il ritmo partita, che vi devo dire. Ma subito dopo la Champions, partita dentro o fuori praticamente, c'è la Juventus. Dopo 3 giorni c'è il Chelsea. Quindi immaginate questo momento del finale di gennaio con Copenaghen, Juventus e Chelsea. Voglio dire, immaginate quanto lavoro per un McTominay, quanto lavoro per un Lobotka. È difficile, è molto difficile. Dobbiamo sperare nell'immortalità
di Scott e di Lobo se non prendiamo nessuno. Penso che il video sia abbastanza lungo già, però se non sbaglio, quando vi ho portato le mie rose del Fantacalcio non vi ho fatta vedere quella della listone di Fantalab. Svilar, mi sono preso i portieri della Roma da subito perché Svilar mi fa impazzire. Qua, essendo a listone, tu puoi vendere un paio di giocatori ad ogni partita e prendertene altre due operazioni al massimo. In questo momento mi ritrovo con questa difesa di terzinacci, che poi sono ottimi terzini, Bartesaghi, Spinazzola. Kelly l'ho aggiunto perché adesso con il ritorno di Bremer secondo me guadagna sicurezza. Marusic, Vaglie, Zanoli, Tsimikas, poca roba, giusto perché mi serviva uno che costa poco, ma vabbè. Pezzella, Nico Paz. Ecco, ho aggiunto dei centrocampisti, ho fatto delle cose anche clamorose. Ho tolto McTominay da mezzo perché ho bisogno fisico di un gol di McTominay e per vedere McTominay segnare me lo devo togliere dal mio fantacalcio. Me lo tolgo e McTominay esplode e fa una tripletta. Quindi sacrificando lui mi sono preso Paz, Neres che da centrocampista è un assoluto bug. C'è Modric, c'è Zielinski, mi sono tolto anche Çalhanoğlu. Però c'è Zielinski, c'è Locatelli, Fadera, Musa sono dei filler e Som chissà se la Fiorentina si riprende. In attacco mi sono tolto lo sfizio di prendere Højlund, il che lo so è contraddittorio rispetto al fatto di McDominay. Højlund smette di segnare, non credo, non voglio credere. Però Højlund, Ildiz, Duvikas e poi altri fillers che non si vedono ma che è così. Insomma, ne parlerei domani della... però domani già giocano Parma-Fiorentina alle 6:30 del mattino. Parma non è una squadra entusiasmante, ma la Fiorentina è un terno all'8. Non puoi mai sapere se adesso si sono sbloccati o se ritornano nel dubbio, nel fumo delle paure della Serie B. Quindi potrebbe essere un pareggio, anche se la Fiorentina forse fuori casa può stare più tranquilla che in casa. X2. Qua io non credo ci siano dubbi che vincerà il Como a Lecce. Torino-Cagliari è una grande partita da pareggio, proprio un pareggio, proprio. Non dico uno 0-0 brutto, ma un pareggio quasi sicuramente. Udinese-Lazio, la Lazio uguale, come insomma quella squadra che può venire meno nelle gambe, grande solidità difensiva, si sta basando tutto su quello, ma poi in attacco Castellanos non sta dando quasi nulla. Adesso il ritorno a Zaccagni forse potrebbe essere una buona cosa. Avevo sentito anche la possibilità di un cambio modulo per Sarri, addirittura mettere le due punte, mettere Noslin dentro a supporto di Castellanos e giocare con Cancellieri e Zaccagni sugli esterni. L'Udinese, dopo aver fatto l'Udinese contro di noi, si squaglia con la Fiorentina, adesso dovrebbe fare una partita logica. Pisa-Juventus, ha vinto da Juve, la Juventus ha un calendario adesso super favorevole per rientrare nella lotta per lo scudetto della Champions, così vediamo se non fanno stupidaggini. Milan-Verona, il grande Milan in scioltezza che vince tutto, non c'è dubbio. Cremonese-Napoli, partita trappola. No, dico partita trappola, ma ne parliamo domani perché è solo una questione dell'approccio che aveva il Napoli. La Cremonese è una squadra tosta perché ha un allenatore tosto ed è la rivelazione del campionato, però dipende dal Napoli come sta lavorando e come l'ha approcciata. Il Bologna tornerà a vincere col Sassuolo. Atalanta-Inter, l'Atalanta si piega le ginocchia e l'Inter farà un sol boccone, e anche la Roma potrebbe tornare alla vittoria facile con il Genoa di De Rossi, però darà filo da torcere. Questo è il filo da torcere, lo vedi? Basta, vi voglio bene, continuate ad abboffarvi perché le feste vi permettono di mangiare senza il guilt, senza il senso di colpa, così poi dopo i grandi propositi, che significa arrivare con il nuovo anno con la speranza di comprare palestra. Da New York, Valerio Più del tutto, vi abbraccio e vi bacio. Lasciate un like se vi pare, se no non fate.